Signor Gustinetti, buongiorno. Buongiorno a tutti. Scusi dell'intrusione, ma la Reggina è un po' la squadra del momento, o no, adesso? Dicono. Com'è andata Vediamo. ieri? Mi sembra una partita, diciamo, importante con la Reggina che è riuscita in qualche modo a piegare questo Treviso che comunque non ha dato segni di cedimento. No, anzi è stata una squadra che ci ha impegnato tantissimo, che sapevamo fortissima, soprattutto in ogni componente della squadra, ma per l'organizzazione di gioco che mister Bellotto è riuscito a dare. Noi abbiamo combattuto con le nostre solite armi, che sono dell'umiltà, della dedizione totale a portare avanti un discorso importante insieme alla città e a tutte le componenti che ne fanno parte, e speriamo di riuscire a dare a questi tifosi la soddisfazione di un campionato prestigioso. Poi quello che verrà lo sapremo solo più avanti. Adesso ci mettiamo tutto il nostro impegno per cercare di fare il meglio possibile, però la partita di domenica è stata difficilissima. Ecco, comunque adesso indubbiamente siamo avanti con il campionato, un qualcosa di più, ci credete a qualcosa di più di un campionato prestigioso, o no? Ma arrivato a questo punto penso che dobbiamo crederci, perché io penso che la squadra abbia sempre dimostrato una sua struttura di solidità in tutte le partite, e poi quello che verrà, come dicevo prima, sarà il frutto dell'entusiasmo, della voglia, ma è anche altrettanto vero che ci sono delle squadre attrezzatissime per centrare degli obiettivi importanti. Noi abbiamo, come è da un po' di tempo che state rimarcando anche voi, l'assoluta tranquillità di un ambiente dove non c'è una pressione esasperante di dover vincere a tutti i costi. Questo penso sia importante. Ieri c'era lo stadio in ogni ordine di posto pieno, visto che è stato ristrutturato in gran parte, tifosi che sono entusiasti, e questo è una molla importante giocando al calcio. Certo, io la ringrazio signor Gustinetti e buon allenamento allora a questo punto. La ringrazio, vi saluto tutti. Arrivederci. Buon pomeriggio. Allora ci trasferiamo.